secondo palo per il gol. Pallonetto clamoroso. Gran palo da Ramon. Ferma Maresco. Paghirelli. Appassionati di calcio a 5, buonasera dal Pala Tedeschi di Benevento, uno dei fiori all'occhiello di questa meravigliosa città con i suoi quasi 3.300 posti a sedere. È la gara che chiude l'ottava giornata del campionato di calcio a 5 di Serie A. È la sfida tra le due squadre che ancora non hanno pronunciato il suono della parola vittoria. Il GG Teamwear Benevento contro il Pirossigeno Cosenza in quella che ha tutto il sapore di essere già una partita decisiva per la salvezza, per provare ad accorciare la forbice dalle altre antagoniste più su in classifica. Un solo punto conquistato fino ad ora. I Sonniti l'hanno fatto proprio qua in una gara a reti inviolate contro l'Active Network, il Cosenza impattando 4-4 sempre in casa contro la Came. Buonasera ad Augusto Di Iorio che mi farà compagnia per il commento tecnico. Ciao Augusto. Buonasera a tutti, buonasera a te Fabio. Allora Augusto, facciamo una cosa, ci andiamo a sentire subito che cosa hanno detto i due allenatori nelle interviste flash realizzate da Carmine Esposito e partiamo proprio da Andrea Centonze, l'allenatore del Benevento. Andrea Centonze, oggi partita molto importante contro la Pirossigeno Cosenza, che match ti aspetti? Una partita difficilissima, una partita importantissima per noi, siamo entrambe squadre a un punto in classifica, però loro hanno una partita in meno. Sarà una partita per noi fondamentale per iniziare un cammino che ci deve portare alla salvezza. Cosa deve fare il Benevento per centrare la prima vittoria storica in Serie A? Deve lottare palla su palla, se c'è da buttare palla in tribuna le deve buttare, se c'è da fare una scivolata deve fare una scivolata. C'è una partita così, c'è una partita che la tattica conta, la tecnica conta, ma conta in più l'agonismo, la voglia, il carattere, perché queste partite si devono vincere col carattere. Queste le parole di Andrea Centonze, allenatore del Benevento, ovviamente con la voglia di tornare a calcare questo palcoscenico con una vittoria, no? Però sentiamo anche che cosa ha detto Leo Tuoto, allenatore della Pirossigeno Cosenza. Leo Tuoto, partita molto importante per la tua squadra sul campo del Benevento. Sì, una partita fondamentale perché potrebbe essere quella partita che ci ridà un po' di ossigeno per poter provare a salire di classifica appunto, quindi sì, una partita molto importante. Non è facile, giocheremo in un ambiente difficile, ma un ambiente, io dico, sportivamente parlando, però siamo pronti, stiamo lottando anche con gli infortuni, ma abbiamo 8-9 giocatori che potranno dire la loro. Che partita dobbiamo aspettarci? Una partita molto delicata, come dicevo prima, dove io penso che chi sbaglierà di meno porterà punti a casa ed è lì che dobbiamo lavorare tantissimo e stare molto attenti e non sbagliare nulla, cercare di sbagliare il meno, cercare di ridurre al minimo gli errori e quindi essere un po' più cinici sotto porta, che è una cosa che ci sta mancando. Queste le parole di Leo Toto, noi andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per il racconto di Benevento Cosenza. Le squadre sono nel tunnel, aspetto il vostro ok. Ok? Benevento. Rieccoci tornati dal Pala Tedeschi di Benevento. Augusto Di Iorio, c'è un aspetto che accomuna le due squadre, è quel meno 17 nella differenza reti che ci racconta della peggior difesa del campionato il Cosenza e il peggiore attacco il Benevento con soltanto 7 reti realizzate, mentre le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.
Allora, Fabio, sarà una partita molto importante per entrambe le squadre, si giocano tanto, stanno in condizioni di classifica deficitarie, il Benevento ha dimostrato lacune in fase offensiva, difficoltà a segnare, diversamente il Cosenza sta subendo veramente tanto. Io credo che sia comunque una partita piena di spunti tattici, perché comunque parliamo di allenatori molto identitari, allenatori che danno un loro gioco, un imprinting molto forte, una partita quindi che sarà piena di concetti e speriamo che possa essere anche molto spettacolare. E allora diamo lettura delle formazioni a partire dal Benevento, che giocherà con lo starting 5: numero 1 Mateus, il 5 Ramon, 17 Arbonio, 77 Colletta, 93 Suazo, Lolo Suazo ovviamente, a disposizione col 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 8 Scitao, 9 Botta, 12 Luberto, 20 Guerra, 21 Pastore. Allenatore Andrea Centonze. Risponde la Pirossigeno Cosenza con una sorpresa, perché c'è Raffaele Loconte tra i pali come scelta tecnica, così come ci ha detto Leo Tuoto, poi pari De Marchio col 6 al 10 e Bavaresco, 23 Jefferson, 88 Cabeza, a disposizione con il numero 8 Corrado, il 16 il nuovo arrivo Mateus, il 20 De Araujo, il 21 Pacciola, 22 Filippigno, 24 Del Ferraro, l'altro portiere, il 29 Errestein. Allenatore Leo Tuoto. Vediamo anche chi sarà a dirigere questo match. Il primo arbitro il signor Andrea Colombo della sezione di Modena, secondo arbitro Andrea Saggese della sezione di Rovereto, terzo arbitro Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli, il crono è Francesco Sgueglia della sezione di Finale Emilia. Io do il benvenuto a bordo campo anche a Carmine Esposito. Ciao Carmine. Ciao Fabio, ciao Augusto, buonasera a te. Ti do subito una novità nella formazione del Benevento, che Scitao dovrebbe non far parte della partita perché era in forte dubbio, va in panchina, ci prova, ma difficilmente sarà della gara. Scitao dato in forte dubbio, così come Augusto per quanto riguarda la Pirossigeno Cosenza c'è Mateus, che è il nuovo arrivato, l'abbiamo detto, è il giocatore più importante. C'è stata quella presa di posizione della società con Titon, che è stato messo fuori rosa. Radio Mercato paradossalmente lo dà proprio qui a Benevento, poi vedremo nelle prossime settimane se sarà così. C'è Filippigno praticamente insieme a Jefferson, che non era al top della condizione, però più che Jefferson e Restaino, che non si è quasi allenato questa settimana. Insomma, agli uomini abbastanza contati anche Leo Tuoto. Sì, anche il Cosenza ha le proprie difficoltà di organico, difficoltà di scelte. Purtroppo abbiamo saputo che quante del Benevento, già prima Andrea ci aveva raccontato che Sceltano non stava benissimo. Speriamo che possa essere la partita per il Benevento, ma anche per lo stesso spettacolo della gara, un giocatore di grandissima qualità. Il Benevento ritrova Lolo Suazo, che è un giocatore importantissimo, un giocatore carismatico, un giocatore che ha determinate caratteristiche che possono essere veramente rappresentare l'uomo in più per la squadra di Andrea Centonzi. E ricordiamo che il Benevento ha rinunciato a 2 giocatori, che sono Carapellese e Milucci, quindi andati via praticamente da qualche giorno. Sicuramente la società si muoverà sul mercato, staremo a vedere. È indubbio che la situazione di classifica di entrambe oggi pesa per il valore di questa partita, per il peso proprio dei punti specifici. Partiti in questo momento con il Benevento che agisce da sinistra verso destra, di chi ci sta seguendo ovviamente in diretta con la tradizionale casacca giallo-rossa, il Cosenza con la maglia bianca guardata rosso-blu. Il primo calcio d'angolo è per il Benevento. Gigi Tinwer con il destro al volo, subito provato da Ramon con l'opposizione, la palla che finisce in fallo laterale. Lolo Suazo, che non era al top della condizione anche lui, lo ricordiamo, ha esordito la prima gara, non ha giocato la prima gara con la L84, rientrato con l'Active, mentre ci prova proprio Lolo Suazo con il suo mancino che va a lambire il montante. Dicevamo, rientrato con Active, si è fatto male dopo 5 minuti, ha stretto i denti con la Came, stasera gioca. È indubbio che non è stato davvero fortunato neanche Andrea Centonze. Se poi ti ricordi, Augusto, anche la storia relativa al pivot, no? Quindi alcuni giocatori che non arrivati poi sono andati via, ha avuto questo, mentre ci prova adesso subito anche il Cosenza, la Pirossigeno Cosenza con Bavaresco, e la risposta sotto misura con il pressing offensivo, l'imbucata centrale con la palla recuperata ancora da Cabeza, che esplode il destro sul fondo. Fabio, sicuramente per una squadra come il Benevento, che ha fatto alcune scelte nette in fase di mercato, quella di giocare con uno straniero in porta, quindi un
numero di stranieri minore di movimento, perdere un giocatore come Lolo significa perdere tantissimo, significa perdere il 33% degli stranieri a disposizione. Oltretutto sappiamo la qualità che dà e anche come lui capisce il gioco di Andrea Centonzi, essendo un giocatore che Andrea già ha allenato. Conosceva assolutamente. Come vedi la scelta invece di Loconte tra i pali? Sicuramente mentre ci prova subito anche Colletta, lo ricordiamo, giocatore in prestito dalla Napoli Futsal, l'anno scorso al suo primo anno di Serie A, dove aveva fatto anche abbastanza bene, poi un piccolo infortunio l'ha tenuto lontano dai campi di gioco, veniva dall'esperienza in Serie 2 e adesso sta provando pian piano a carburare, aveva trovato anche il gol. Ti dicevo, come vedi la scelta di Loconte tra i pali al posto del Ferraro? Ovviamente sono due giocatori completamente differenti, due portieri completamente differenti per il loro modo di interpretare il futsal. Sicuramente, ecco, tu hai anticipato che è stata una scelta comunque di carattere tattico più che di carattere tecnico, anche se non sappiamo se in settimana del Ferraro ha potuto avere anche qualche problemino, però se il tuo prima ci ha detto che è stata una scelta tattica, ci affidiamo alle parole del loro mister. La rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza con Jefferson pronto a battere quando il crono dice che è andato via il primo minuto e mezzo di questo primo tempo. Si fanno sentire anche i tifosi del Benevento, c'è una buona cornice di pubblico, ricordiamo che questo palazzetto dello sport, come ho detto in apertura di telecronaca, può ospitare tantissimi spettatori, però è davvero bello vedere sempre la risposta del pubblico. Linea Carmine Esposito a bordo campo. I grandi dubbi di Centonze e di Duoto si stanno riscaldando, Scitau da una parte e Restaino dall'altra. Eccoci ancora allora con l'opportunità per il Benevento, Lolo Suazo che va a battere il calcio d'angolo, lo scavetto per il tentativo al volo di Arbonio che sporca la conclusione, deviata credo, no, è rimessa dal fondo con Loconte pronto a far ripartire l'azione per il suo. Ritorno su Colletta perché ha parlato lo scorso anno, il suo esordio dopo il Napoli, aveva fatto benissimo, il ragazzo veniva dalla Serie 2, un grande entusiasmo. Dopo l'infortunio ha faticato a trovare minutaggio, la rosa è una rosa di livello altissimo, ora qui a Benevento può consacrarsi in questa categoria. Cabeza spacca in due la difesa del Benevento con questa accelerazione sulla destra, prova la conclusione, la deviazione di Matteus, l'occasione del bomber della Pirossigeno Cosenza. Sappiamo cosa è capace di fare, ha deliziato già Cabeza il futsal italiano con alcune giocate fantastiche. Augusto, sicuramente avrai ammirato anche sui social qualche gol fatto quest'anno, ma conosciamo le sue qualità, la sua potenza con il destro, e sicuramente l'uomo in più nella fase offensiva, l'uomo su cui si appoggia Leo Toto per Fabio, personalmente è un giocatore che io adoro, a me piace tantissimo e anzi ho sempre pensato che lui fosse stato sottovalutato anche un pochettino dai media e da quella che possa essere la considerazione globale, perché per me è un giocatore di livello altissimo. Riparte Lolo Suazo con il suo controllo mancino, porta avanti il pallone con la suola, con un gioco di prestigio, praticamente fa tutto il campo, palla al piede così va a prendersi il calcio d'angolo. Qui c'è una leggera protesta per un'opposizione non proprio regolare da parte di Bavaresco, che viene richiamato anche dal direttore di gara. Il calcio d'angolo, il tocco all'indietro per il destro di Ramon, lo spedisce alle stelle, ha colpito troppo sotto il pallone Ramon, con questa conclusione finita sul fondo. Loconte, il tocco corto per Jefferson non arriva perché sceglie il lancio in avanti con l'anticipo di Colletta che in spaccata mette il pallone in fallo laterale. Ritmi abbastanza elevati in questi primi minuti di gioco. Entrambe le squadre stanno provando a fare la loro partita, nessuna si sta schierando a subire, entrambe la vogliono fare la gara. Cabeza, il duello con Arbonio, l'ultimo tocco del numero 17, la rimessa laterale è ancora per la Pirossigeno Cosenza. Va a dettare lo schema Cabeza su questa palla inattiva, il tocco è all'indietro per Jefferson che controlla il pallone face to face con Arbonio, prova a superarlo, non riesce a liberare il destro, lo scarico all'indietro per il capitano Marchio, poi di nuovo Cabeza, sempre il duello, non arriva il passaggio, c'è un ultimo tocco di un giocatore del Benevento con il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. L'opportunità per la Pirossigeno Cosenza che va a sfruttare ancora una volta questa palla inattiva con Jefferson pronto al punto di battuta, il dialogo accanto a lui con Bavaresco, il tocco all'indietro per Loconte che sale. Jefferson prova il destro, Matteus ci mette i pugni e la spedisce in fallo laterale. Altra opportunità per la Pirossigeno Cosenza che adesso spinge sull'acceleratore lì in avanti a cercare un'altra soluzione offensiva.
corretto il punto di battuta, non era corner ma rimessa laterale, il destro svirgolato di Cabeza nella circostanza con la palla che finisce direttamente sul fondo. Un campionato di Serie A, Augusto, che ha regalato anche alcune sorprese, no? Nell'ultima giornata. Andiamo a vedere che cosa è successo rapidamente con il pareggio tra Ecositi e Came, con il service che ha battuto la Vittoriano Drugstore Manfredonia per 4-3, la vittoria dell'84 tornata al successo dopo un periodo buio con la Roma per 5-2, Sandra Batti Avellino con l'Active 6-2, mentre seguiamo questo calcio d'angolo del Benevento e poi andiamo a completare il quadro di giornata con l'opportunità per i Sanniti che provano con Lolo Suaso, sbaglia l'impatto con il pallone, può ripartire la Pirossigeno Cosenza con Cabeza da ultimo che cerca di ragionare. Innesca con questa imbucata in avanti il capitano che ha cercato la sua lata di tacco per il passaggio di prima intenzione verso Bavaresco, non c'è stata intesa, rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza, a completare il quadro il pareggio tra Sala Consilina e Feldi Eboli, poi quello tra Petrarca e Napoli, rinviato ovviamente la gara tra Pomezia e Meta Catania, mentre ci prova ancora con il gol da parte della Pirossigeno Cosenza all'incrocio dei pali, la soluzione Mancina con il bacio sul petto per il simbolo della Pirossigeno Cosenza di Bavaresco, che gol da parte della Cosenza, un'azione immediata, la rivediamo a brevissimo qui con il sinistro sotto l'incrocio dei pali, niente da fare per Mateus, l'ha sbloccata la Pirossigeno Cosenza. Augusto. Grandissimo gol di Bavaresco, ha potuto ricevere, diciamo, palla in maniera troppo semplice, considerando che siamo in area di rigore, ci voleva una marcatura poco più stretta, però grande gol di Bavaresco, che è un giocatore che davanti alla porta non ti perdona. Carmine Esposito, la reazione dalle panchine. Grande gioia sulla panchina ovviamente del Pirossigeno Cosenza, gelata quella del Gigi Timoguerra al Benevento. Riparte nuovamente il Benevento qui con questa carica irregolare di Colletta, calcio di punizione, mentre eccolo qui Andrea Centonza inquadrato prontamente dalla regia, preoccupato, pronto a dare subito. Vediamo anche Ciltao che probabilmente può entrare, ha bisogno di profondità, sta giocando senza pivot, con Arbonio che si sta, diciamo, adattando a fare quel ruolo. Riparte nuovamente l'autore del gol del vantaggio da parte della Pirossigeno Cosenza, adesso il passaggio per Cabeza, il taglio orizzontale dall'altra parte dove c'è Marchio pronto a lavorare il pallone con il mancino, ancora il dialogo con questo pallone di ritorno, splendida questa azione della Pirossigeno Cosenza, non finalizzata soltanto per l'uscita di Mateus, di nuovo Bavaresco, ancora il controllo orientato con la possibilità di calciare in porta, Cabeza ci prova, insiste su quel lato, la scivolata di Arbonio, la rimessa laterale per il Benevento che prova a rispondere con Ramon. Bellissima giocata quella di Bavaresco. Assolutamente, il grande lavoro di Bavaresco prima, quell'occasione non sfruttata soltanto di nulla, ci prova Arbonio con la grande soluzione in mancina, si distende molto anche lui, bene una bella Loconte. giocata, ha cercato il suo piede forte il mancino, ha fintato, poi è andato via, calciato, bravissimo anche Loconte. Sì, non si è fatto ingannare assolutamente Loconte sulla conclusione, calcio d'angolo con Lolo che spedisce il pallone forte nell'area piccola, Loconte non si fa sorprendere neanche in questa circostanza. Bavaresco, Marchio, è entrato anche Mateus, mentre il lancio lungo di Filippigno non trova soluzioni e riparte nuovamente il Benevento. Lolo Suazo in avanti per De Crescenzo, la gestisce bene, ci prova con il destro Ciltao, anche lui non al top della condizione, l'abbiamo ricordato, però inevitabilmente le soluzioni non sono tantissime per Andrea Centonze, bisogna rischiare. Lolo Suazo avanza contro Mateus, la giocata di Lolo Suazo, fermato da Mateus che spedisce il pallone in fallo laterale. Allora, ora è entrato Davide De Crescenzo, il ruolo da pivot, che sicuramente ha proprio la capacità strutturale per poter tenere palla. Lolo ha un appoggio, anche se Lolo Suazo dà il meglio di sé con un pivot destro, lui è un giocatore che è tutto mancino, quindi ha bisogno di quella linea di passaggio aperta, e ora si sta comunque adattando con Davide che sta andando a fare quel ruolo. Lolo lo riesce a cercare perché è un giocatore bravissimo nell'imbucata. Fermato qui, attenzione, le proteste di Lolo Suazo con Jefferson un po' arrabbiato nella circostanza. Lolo Suazo
anche lui tanti anni di militanza nel calcio 5 italiano, un giocatore che ha grande capacità nell'1 contro 1 di trovare la porta. Shitao, botta, riparte Shitao per De Crescenzo, il controllo, l'appoggio all'indietro sempre per Shitao. Lolo Suazo dentro per De Crescenzo, passaggio di ritorno nuovamente per Lolo Suazo, questa volta l'appoggio non riesce, in avanti e si perde questa opportunità. Sì, comunque, ti ripeto, con De Crescenzo lo stanno cercando molto di più, sta cercando comunque di abbassare il Cosenza. Filippigno, il tocco per Marchio, Jefferson, Matteus, Jefferson, il taglio dall'altra parte del campo con Filippigno che non arriva. Filippigno, come abbiamo detto, si è allenato solo qualche giorno, così come era in grande Ristaino, entrambi avevano qualche piccolo problema e bisogna capire quale sarà l'impatto, no? Con la nuova squadra di Matteus, annunciato, giocatore dalle grandissime qualità, giocatore formato molto completo. Sappiamo Matteus quanto possa essere importante. Matteus è un giocatore molto forte, il suo status di formato negli anni gli ha permesso di stare sempre in una squadra di grande qualità, quindi un giocatore che è abituato a lottare. C'era questa conclusione di Lolo Suazo quasi all'incrocio di palla. È un giocatore abituato a lottare per i vertici, un giocatore che ha vinto tanto, un giocatore che è sempre presente nei momenti, diciamo, importanti della gara, perché lui è molto bravo nel fare il quinto di movimento, quindi un giocatore di grandissima esperienza, nonostante sia ancora abbastanza giovane, ne ha viste veramente tante. Lo Conte, il tocco corto per Jefferson, Matteus col mancino, ancora il palleggio, di nuovo Matteus, Jefferson in banda per Cabeza, fermato, può ripartire Shitao dopo il pallone sporcato da un giocatore del Benevento. C'è Botta dall'altra parte del campo, il palleggio all'indietro verso Shitao, di nuovo Stigliano, Botta, Shitao la controlla, la gestisce, dentro fermato Matteus, sceglie da farsi la soluzione su Cabeza, la finta di Cabeza, calcia, il colpo di tacco sotto misura, non riesce di un nulla la transizione offensiva di De Crescenzo che ha un po' di spazio per puntare la porta, ma trova l'opposizione di Jefferson. Prima l'opportunità per la Pirossigeno Cosenza con Cabeza che insiste, Sandwich che con il fallo commesso dai Senniti e dunque calcio di Cabeza ha punizione. trovato il compagno in posizione veramente importante, poteva fare male al Benevento e invece non è riuscito. La stiamo rivedendo, eccola qui, Cabeza, No, questo questo è il fallo sì. con il doppio contatto che c'è stato, mentre era proprio Ristaino che ha avuto l'occasione precedente, con il colpo di tacco non riuscito sotto misura. Intanto calcio di punizione per la Pirossigeno Cosenza con Matteus e Jefferson. Jefferson che è l'unico giocatore di movimento che ancora non è uscito praticamente. Jefferson, ancora Ristaino, Matteus, Cabeza, azione insistita di Ristaino col pallone che finisce in fallo laterale. Stigliano, botta, 11 minuti e 42 all'intervallo. De Crescenzo, un po' di spazio, sceglie la soluzione per l'appoggio verso il sinistro un po' sporcato di Raffaele Stigliano, fermato, facile preda per Lo Conte. Cabeza dall'altra parte, il taglio non riesce, troppo lungo il pallone non gestito da Ristaino. Eccoli qua i tifosi del Benevento che si fanno sentire sulle tribune della Pala Tedeschi. Botta, Stigliano, De Crescenzo, fermato, calcio di punizione per il Benevento. Vediamo come sfrutterà questa palla inattiva il team di Andrea Centonze, con l'arbitro che dice di aspettare però prima di battere. Stigliano, pronto alla battuta, c'è anche la lunga rincorsa di Shitao, vediamo se calcia.
Scitao prova il destro, fermato da Jefferson, c'era De Crescenzo lì appostato per una possibile deviazione, riparte nuovamente la Pirossigeno Cosenza. Jefferson con la sua solita classe, no? Perché Jefferson poi ha un grandissimo palleggio, grande qualità in quel mancino, lo conosciamo benissimo. Cabeza sbaglia qui tutto invece. È un giocatore che ha tanto frasiggio, tanto possesso, un sinistro educatissimo, anche un giocatore che ha fatto la storia nei nostri campionati. Tanti anni. Stigliano, Scitao, De Crescenzo, Stigliano, ancora sinistro fermato, la rimessa laterale con Benevento che spinge. Ricordiamo ovviamente che non si è giocata la gara tra Pomezia e Meta Catania per l'impegno della Meta Catania in Champions. Complimenti comunque ai ragazzi di Muarrà, hanno vinto l'ultima partita, hanno perso col Cartagena e hanno perso con l'United Galati. È stata una grande avventura, peccato che la prima col Cartagena perché erano in partita per tutto il primo tempo. Esatto, peccato, però hanno comunque onorato il futsal italiano, ci manca ancora quel piccolo step, no, in più per poter far meglio, però va bene così. Sì Fabio, è da un po' che purtroppo a livello internazionale non riusciamo a fare delle cose importanti, però sono fiducioso che possa crescere ulteriormente il movimento e quindi fare bene anche il campo internazionale. Linea Carmine Esposito a bordo campo. Piccolo problema per Jefferson dopo una battaglia fisica con De Crescenzo. Sì. Lo vediamo che si tocca la coscia, speriamo che non sia nulla di grave. Rientra Marchio. C'è stata proprio l'indicazione per lo scontro che c'è stato in precedenza e c'è anche lo staff medico subito pronto a intervenire per provare a recuperarlo. Intanto Lo Conte, palla al piede, la rimessa laterale per il Benevento con Stigliano sul punto di battuta. Diamo dei capi all'entità dell'infortunio di Jefferson, perché avevo notato che non era ancora uscito, questo sta a testimoniare quanto sia importante dal punto di vista tattico, diciamo è il regista, anche se gioca defilato è il regista della squadra, un giocatore molto importante. Scitao, botta, Scitao, Stigliano, rimessa laterale per il DG Teamwear Benevento con botta, Stigliano. Il tocco ancora per Scitao, l'imbucata De Crescenzo fermato, c'è una deviazione, calcio d'angolo per il Benevento. I cambi di Andrea Centonze per sfruttare questa palla inattiva. Entra Lolo Suazo, vediamo quale sarà la soluzione. Entra anche Ramon, che è un grandissimo tiratore. Bordocampo Carmine. Si è visto, c'è stato un cenno d'intesa tra Lolo Suazo e Jefferson, perché l'origine dell'infortunio di Jefferson è con la botta di Lolo Suazo in precedenza, non quella con De Crescenzo. Perfetto, quando li abbiamo visti anche un po' chiacchierare lì sul calcio d'angolo. Speriamo, come detto, che non sia nulla di grave. Intanto Stigliano, Lolo Suazo, l'appoggio per botta, Ramon, Lolo Suazo carica il sinistro, non riesce a trovare l'impatto voluto con il pallone, riparte Lo Conte per Cabeza, Felipigno, Marchio, il pressing del Benevento con Matteus che fa ripartire l'azione per i suoi, botta, Lolo Suazo, Stigliano, la giocata con il pallone che finisce in fallo laterale. Ora da dopo il corner abbiamo visto insieme Botta e Ramon contemporaneamente in campo, fino ad ora si erano alternati. Riparte la Pirossigeno Cosenza, Felipigno lavora bene il pallone col mancino appoggiandolo a Marchio. Bavaresco, il dialogo, una zona molto pericolosa del campo, però viene fuori benissimo la Pirossigeno Cosenza con Cabeza che esplode il suo destro, ma è bravissimo nel riflesso Matteus a dirgli di no. Molto bravo, si è fatto scivolare palla, ha tagliato fuori nel movimento Enzo Botta, poi è andato a calciare, molto bello il tiro e grandissima parata di Matteus, veramente bella. Bravissimo a mantenere la posizione Matteus. Cabeza ha alzato un attimo la testa prima di calciare,
e poi ha caricato il destro provando la conclusione in diagonale, ma ha trovato sulla sua strada un enorme Mateus. Ci prova ancora Cabeza con questa conclusione al volo, non inquadra il bersaglio, la palla finisce sul fondo in questa circostanza. 2 chance per la Pirossigeno Cosenza che quando viene in avanti, Augusto, riesce a far male. Fa male, sì. Ramon fermato, calcio di punizione. 2-2 la situazione falli. Ora mister Toto ha tirato fuori Cabeza, non so se possa essere soltanto una scelta data dal minutaggio che ha avuto il giocatore o perché contemporaneamente, come ho detto prima, il Benevento ha Ramon in botta, quindi vuole provare a stanarli avendo 2 giocatori più difensori puri, in maniera tale da far rientrare Cabeza dopo con loro con più minuti sulle gambe. Vediamo. Lo Conte lascia il pallone perché l'ha rimessa laterale per il Benevento che adesso prova con Lolo Suazo a sfruttare questa palla inattiva. È entrato pure Guerra. La palla dentro, si salva splendidamente con questa chiusura, ma la recupera Ramon. Attenzione Ramon, il tocco per Lolo Suazo, Lo Conte che parata, poi il salvataggio miracoloso di Bavaresco. Incredibile opportunità per il Benevento, con Lo Conte che ha fatto un mezzo miracolo. Lolo Suazo sul fondo col destro, col piede sbagliato tra virgolette. Allora, bravo Ramon, bravissimo a intercettare, ha fatto tutto perfetto, gli ha messo la palla a Lolo Suazo che solidamente da liquido la palla sul sinistro Guardate lui fa gol. Qui, che è stato parata bravissimo che ha fatto Lo Conte. Parata importantissima. Una parata di posizione, è rimasto lì, allargato le braccia, ha chiuso lo specchio. Lolo Suazo ha calciato col mancino anche bene, però bravissimo, questa volta il merito è tutto del portiere del Pirossigeno Cosenza che ha negato praticamente un gol fatto alla Benevento del possibile pareggio. 7 minuti e 50, si infiamma la partita al Palatedeschi, prova a rispondere il Benevento dopo l'occasione di Cabeza, la straordinaria palla gol fallita da Lolo Suazo per un monumentale Lo Conte tra i pali. Bordocampo, Carmine Esposito. Alla prossima il Cosenza chiama time out, mentre nell'azione che raccontavi di Lolo Suazo Centonze si è disperato. Aveva ben ragione a disperarsi Andrea Centonze, ovviamente, perché era un calcio di rigore in movimento quando ha visto la palla sull'Olo. Intanto lì. ancora il Suazo, era un calcio di rigore in movimento, sì. Diciamo la verità. Time out chiesto dal Cosenza e quindi noi andiamo a sentire cosa dice Leo Tuoto, mentre Carmine Esposito poi ci racconterà le indicazioni di Andrea Centonze. Vediamo quali saranno le direttive dell'allenatore del Cosenza. 2 cose. 1, so che stiamo dando tanto, che siamo forti e abbiamo difficoltà, però so che possiamo dare ancora di più. Siete stati bravi, ma possiamo fare ancora di più, Attenzione ragazzi, c'è un sacco di spazio in mezzo alle linee, andiamo a giocare e non solo. Attenzione, con i contromovimenti in banda si può andare per palla alta perché rimane solo il centrale che galleggia fra i 2. Attenzione, c'è anche il passaggio dal lato opposto, da qui al lato opposto alto. Prima era partito sia Paride e sia Bava, quindi mi raccomando, con coraggio giochiamo la palla, non la buttiamo, se possiamo giochiamo perché ogni volta che abbiamo giocato siamo entrati ragazzi. D'accordo? Augusto, lascio a te ovviamente il commento su queste parole di Leo Tuoto. Allora, prima di tutto ha chiesto qualcosa in più, ma con un rafforzamento positivo. State facendo bene, siamo corti, però vi chiedo qualcosa in più. E poi ha parlato dal punto di vista tattico come sfruttare la difesa, il Benevento difende a zona, quindi lui ha visto che sia, ha detto, in mezzo alle linee c'è spazio e sia nel contromovimento, ha detto all'esterno finta di venire e va a prendere le spalle, che sia soltanto il centrale che galleggia fra i 2 giocatori. Carmine Esposito, le parole di Andrea Centonze, quali sono state? Centonze è molto soddisfatto della squadra, l'unica cosa che ha chiesto molta attenzione nell'1 contro 1 di Cabeza, che sta creando molti grattacapi alla retroguardia giallorossa e vuole i reparti molto più stretti. Ramon, il tocco per Lolo Suazo, Arvonio, Lolo Suazo, 7 minuti all'intervallo. Guerra il palleggio, Lolo Suazo, di nuovo Ramon, cerca di puntare Filippino, Ramon, Lo Conte in 2 tempi. Marchio fermato, calcio di punizione.
e anche ammonizione per Lolo Suazo. Cartellino giallo per questo intervento in ritardo sul capitano della Pirossigeno Cosenza. Rivediamo. Era fallo, forse l'ammonizione perché ha reputato che potesse essere un'azione pericolosa. Un'azione pericolosa, assolutamente. Terzo fallo commesso dal Benevento contro i due della Pirossigeno Cosenza. Bavaresco pronto alla battuta. I cambi, rientra Jefferson e questa è una buona notizia per la Pirossigeno Cosenza e per l'allenatore Leotuota e per la partita, ovviamente per lo spettacolo. Perde qui invece il contatto con il pallone Marchio, si ricomincia con Guerra che è entrato molto bene, molto propositivo. Vabbè, lui ha questo atteggiamento proprio posturale che mi piace tanto, cerca sempre palla e prova ad andare l'uno contro uno. Intanto qui la conclusione al volo di Guerra con Jefferson, il tocco all'indietro. Tra l'altro Carmine Esposito su Guerra c'è una curiosità, no? Perché ha un papà che è preparato. Intanto seguiamo l'azione, attenzione Ramon, il tocco per Lolo Suazo e questa volta arriva il gol col mancino all'incrocio dei pali per il pareggio del Benevento. L'azione con una palla rubata, lo scarico di Ramon a Lolo Suazo, questa volta è esploso il sinistro all'incrocio dei pali e ha trovato il gol dell'1-1. L'azione identica a quella là di prima. Lolo ti può perdere una volta, ma secondo me ancora una volta molto bravo Ramon. Oggi ha fatto 2-3 letture fino adesso importantissime, ha recuperato palla, è andato un'altra volta via, ha messo all'ora e questa volta non ha sbagliato, l'ha alzata di più rispetto al tiro di 2-3 minuti fa. Io credo che risultanza di Lolo sia in tribuna, perché abbiamo visto prima la moglie che è Erika Tondi, che sarebbe la sorella gemella di Fabio Tondi, portiere dell'84, che è lì con il figlioletto in prima fila in tribuna, quindi abbiamo visto gioire sicuramente col figlio presente lì in tribuna. Eccolo qui il bacio di Lolo bravissimo Suazo. Ramon, ha dato la palla proprio perfetta con i tempi giusti. È bravissimo Lolo Suazo. Benevento che era cresciuto, Fabio. Era cresciuto. Carmine, ti avevo un attimo tolto la linea perché ovviamente c'era il gol in diretta. Prima di tutto ti chiedo, abbiamo visto un'esplosione di gioia della panchina del Benevento, poi c'era quella curiosità su Guerra perché ha un papà importante preparatore dei portieri, no? Non sento Carmine Esposito, tra poco lo recuperiamo. Intanto riparte il Benevento con Guerra, eccolo qua, la giocata, il destro fermato al momento della battuta, Lolo Suazo. Ancora la conclusione e sono due. Lolo Suazo, mamma mia, che giocata! Lì nello spazio breve si è portato il pallone con il mancino, va a raccogliere l'abbraccio del suo pubblico per il raddoppio Lolo Suazo. Fabio se l'è proprio cercata, questa è la sua classica giocata che lui fa con quel mezzo passo al passo molto stretto, aspetta la finta del difensore, sposta e calcia. Lolo Suazo nello spazio di un minuto ha ribaltato la partita portando in vantaggio il Benevento. È indubbio, Augusto, che i gol di questo ragazzo servano come il pane ad Andrea Centonze. Benevento che aveva la media di un gol a partita fino a questo momento, diciamo che l'ha superata, perché con questi due gol ha ritrovato i gol la che gioia sicuramente fanno la rete. differenza, ma esistono due Benevento, uno con e uno senza Lolo Suazo, è normale che sia così. Vediamo quale sarà la reazione della Pirossigeno Cosenza. Fabio, prima, scusami che ti interrompo, un po' prima del gol di Lolo, un'altra bellissima azione di Guerra, è andato via uno contro uno con eleganza, classe e con tanta continuità sì, fisica. hai fatto bene a sottolinearlo, perché ha creato poi quella situazione che si è sviluppata qualche istante più tardi. E dicevamo, vediamo adesso quale sarà la reazione della Pirossigeno Cosenza, che aveva fino adesso difeso benissimo il vantaggio, crollata nello spazio di un minuto sotto i due colpi mancini di Lolo Suazo. Calcio di punizione per il fallo di Ramon, quarto fallo commesso dal Benevento quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo. Si è accesa la partita al Palatedeschi. Allora sì, il Cosenza aveva prima del primo errore di Lolo aveva sofferto poco, aveva concesso soltanto quella palla su De Crescenzo, andavano a chiudere, stavano difendendo bene gli uno contro uno. Le difficoltà il Cosenza se le create, ha subito su delle palle perse, però molto bravo il Benevento a recuperare in pressione alta. Calcio di punizione per la Pirossigeno Cosenza con Bavaresco sul punto di battuta.
il tocco per Felipigno, lavora il pallone col mancino, cerca una soluzione ancora verso il numero 10, va a puntare De Crescenzo, la giocata di Bavaresco, la finta e controfinta, non è ingannato qui dal pallone De Crescenzo che può far ripartire la transizione offensiva ancora del Benevento con il sinistro di Arbonio in corsa, Loconte ci mette il corpo e ferma così il possibile 3-1 dei padroni di casa. Buona ripartenza di De Crescenzo, intelligente la palla da Arbonio che da lì ha fatto il massimo che poteva fare, ma ancora una volta attentissimo Loconte. Ramon, di nuovo Arbonio, il tocco all'indietro per Ramon, il palleggio verso De Crescenzo, di nuovo Ramon, Arbonio, e qui attenzione, c'è una trattenuta vistosa, l'azione è continuata, vediamo se dopo ci sarà il cumulativo, anche rischio giallo per Guerra da quello che abbiamo visto. Sì. E allora abbiamo visto bene, ammonito Guerra, cumulativo perché c'era stata una vistosa trattenuta proprio sulla linea mediana del campo nella situazione precedente e dunque cumulativo credo assegnato al Benevento. È stata giusta la decisione, l'ha fatto continuare, ha fatto continuare, assolutamente legittima, correttissima la decisione da parte del direttore di gara. Ed è il quinto fallo, sì, stavo aspettando l'indicazione e il suono della sirena perché era il quinto fallo e arriva anche l'indicazione del direttore di gara. Mancano 4 minuti e 12 secondi alla fine del primo tempo. Attenzione dunque a questa situazione perché il Benevento non può più commettere falli, esaurito il bonus. E qui Felipigno fermato da Botta, prova a ripartire Arbonio, c'è il fallo, attenzione qui, ammonito, proteste perché Arbonio era andato nell'1 contro 1, stava andando a calciare in porta, l'arbitro ha fischiato prima e in questo caso la lettura del direttore di gara non è stata perfetta. No, perché Arbonio sta andando praticamente in porta da solo, uno contro il portiere. È vero che l'arbitro nel momento in cui ha fischiato c'era stato anche quel rimpallo, vediamo, è stato un po' più complicato, però tra poco la rivediamo sicuramente con questa situazione in cui ha protestato tantissimo la panchina del Benevento perché Arbonio era andato quasi praticamente nell'1 contro 1 con Loconte. Anche Andrea Centonze va a protestare per questa circostanza ravvisata dal direttore di gara. Mi sono perso un cartellino giallo che tra poco andiamo a recuperare. Intanto calcio di punizione e terzo fallo commesso dalla Pirossigeno Cosenza. Lolo Suazo pronto alla battuta, accanto a lui c'è Ramon, la lunga rincorsa del 93 che forse vuol provare a calciare in porta, vediamo. Ramon, no, è uno schema, il tocco fermato di De Crescenzo, riparte Cabeza, c'è una spinta qui rischiosa da parte di De Crescenzo, poi Ramon fermato, Botta, Lolo Suazo spedisce il pallone direttamente tra le braccia di Loconte che avanza, guadagna metri, imbucata, attenzione Lolo Suazo, il tocco sotto, mi ha ingannato, stavo dicendo che sono 3, sembrava il pallone finito in porta, incredibile la disperazione di Lolo Suazo, la traiettoria da qui sembrava, da dove siamo gol, noi sembrava assolutamente gol. Guardate qui il tocco sotto, sembrava finire in porta, invece no, è andato a lambire il montante, incredibile palla gol, la possibilità della tripletta di Lolo Suazo che recupera un altro, l'ennesimo pallone di questo primo tempo. 3:20 all'intervallo, partita molto bella, Sì. Augusto, ci stiamo divertendo. È vero, è vero. Grande intensità, grande ritmo. capovolgimenti anche. De Crescenzo, tra due squadre che avevano difficoltà nella fase offensiva, ci stanno dando una bella risposta oggi per le tante occasioni create. Cabeza
prova la giocata, ancora la finta e controfinta, Cabeza spettacolare, Cabeza ancora lui, eccola la risposta del bomber, eccola la risposta del fuoriclasse. Ma che cosa ha fatto Cabeza? Augusto, che cosa si è inventato in quello spazio di campo? Ha fatto un Incredibile. grandissimo gol, Fabio, era cosa che prima Centonzi ha detto, stiamoci attenti nell'1 contro 1 di Cabeza, è andato via benissimo con Ramon, guarda che finta, ha sterzato, è rientrato subito forte, ha messo la palla nell'incrocio dei pali. Fantastico, time out subito chiesto da Andrea Centonze, che andiamo a sentire, poi dopo proviamo nuovamente a chiamare Carmine Esposito a bordo campo. Intanto sentiamo Andrea Centonze. Allora anche il Augusto. time out di Andrea molto concentrato sul pezzo. Prima cosa che ha detto non pensiamo più all'occasione di prima, probabilmente che ho il tiro di Lolo o ancora l'errore diciamo dell'arbitro. Ha detto stiamo al quinto fallo, non andiamo a pressare più forte, ma soprattutto siamo a metà campo ma andiamo individuale. Loro hanno una difesa invece di zona, ha detto siamo individuali in modo che non rischiamo di prendere l'uomo alle spalle, stiamo attenti e non facciamo fallo. La risposta della Pirossigeno Cosenza in questo pirotecnico primo tempo davvero bellissimo dal punto di vista delle emissioni. Sentiamo Carmine Esposito. Carmine. Ovviamente c'era disperazione in casa del Benevento, che poco fa avevano protestato e avevano sfiorato il gol del 3-1 ancora con Lolo Suazo. A te. Eh sì, giustamente come ci insegna questo sport, Augusto, dai tanti anni che lo viviamo. Intanto l'opportunità targata a Bavaresco, questo sport bellissimo e crudele, no? Nello spazio di pochi secondi che cosa può accadere? L'opportunità di Lolo Suazo che aveva fatto gridare tutti quanti al gol, capovolgimento di fronte, il gol di Cabeza con il pareggio della Pirossigeno Cosenza. 2:39 all'intervallo, attenzione alla situazione falli perché il Benevento ne ha commessi 5. Cabeza, ancora una volta lui, due protagonisti di questo match bellissimo fino ad ora. Cabeza da una parte, Lolo Suazo dall'altra. Bavaresco. Fabio, la tenuta mentale in questo sport fa la differenza, perché tu sei passato da un probabile 3-1 a un 2-2, devi restare in partita sempre. Qui c'è un fallo sanzionato per questa spinta di Bavaresco su Botta. Quarto fallo commesso dalla Pirossigeno Cosenza con il calcio di punizione a favore del Benevento, che riparte da Lolo Suazo. Ramon prova a puntare ma si perde nel controllo del pallone, anche se è fortunato perché poi c'è stato un tocco di Filippigno con la rimessa laterale a favore del Benevento. Benevento prende fino adesso sempre con due destri e due mancini in mezzo al campo, sempre. Ramon, Botta, Loconte, e riparte di Crescenzo. Ramon, la rimessa laterale, Lolo Suazo, ancora qui il passaggio fuori misura con la Pirossigeno Cosenza che può respirare. Abbiamo visto inquadrata la panchina del Benevento. Loconte, bisogna dire scelta assolutamente innovinata fino ad ora da Leotoro, perché i gol subiti non poteva farci assolutamente nulla e ha fatto 2 o 3 parate fantastiche. Un paio di miracoli, sì. Senza nulla togliere ovviamente a Del Ferraro, che è stato il titolare fino ad ora. Intanto riparte nuovamente Matteus. Cabeza,
la giocata di Cabeza, il sinistro sull'esterno della rete, non lo ferma nessuno. Sta andando via sempre Fabio, sia quando si trova dal lato destro sia quando invece viene qua sul sinistro. Prima ha fintato e è rientrato, ora invece è andato sul piede meno abile, il giocatore fa la differenza. Attenzione Carmine, vedo Matteus che è caduto a nulla di grave, sì. Muscolare, però si sta allontanando da solo. Sì, perché si era improvvisamente accasciato con un piccolo problema muscolare. Augusto, facciamo anche noi ovviamente diamo un grandissimo abbraccio a Edoardo Bove, giocatore della Fiorentina. Sappiamo quello che è successo, sappiamo che si è ripreso e quindi la partita che sta trasmessa proprio da Sky Sport, quindi anche tutta la famiglia del futsal ovviamente si stringe attorno a Bove. Io ero in diretta, l'ho visto, è stata una scena molto brutta, però mi sono rasserenato in auto quando nell'arrivare qui a Benevento abbiamo saputo che comunque aveva preso conoscenza e stava bene, quindi è la cosa più bella in assoluto che poteva succedere in questa giornata. E quindi anche tutta la famiglia del futsal italiano ovviamente si stringe attorno a quello che è successo e alla Fiorentina Bove, sperando possa riprendersi quanto prima. Lolo Suazo, il tocco in avanti, Stigliano, anzi Colletta, chiedo scusa, non riesce a trovare il pallone. Colletta che era da un po' che non metteva piede in campo, sì. Ultimo giro di lancette in questo primo tempo, poi dopo ti interrogo su un'Italia-Paraguay a Benevento nel 2005, voglio vedere se sei preparato. Alla fine, durante l'intervallo. Anche per ricordare quello che sarà il doppio appuntamento dell'Italia proprio qui a Benevento, poi lo raccontiamo durante la pausa. Pirossigeno Cosenza, il tocco con il palleggio di Loconte. Qui scivola, attenzione De Crescenzo, Lolo Suazo, questa volta sceglie la soluzione con lo scavetto, forse la scelta peggiore in quella zona di campo, non si è fatto ingannare Loconte. Augusto. Sì, ha voluto, anche secondo me ha fatto la scelta peggiore, probabilmente per come si era portato la palla, il tempo che aveva era solo questo qua. Io avrei provato a calciare di punta, però Lola ha fatto questa scelta. Loconte, questo Fabio è il secondo errore però che fa con i piedi, l'ha fatto prima quella palla che noi abbiamo visto quasi in porta e questo è il secondo che fa. Dovrebbero mischiarsi in questo momento lui e Del Ferraro, perché Del Ferraro sappiamo che è molto abile con i piedi. Ma vedi la scelta di Mister Toto, il Benevento ha dimostrato di faticare in fase offensiva, no? Quindi secondo me lui ha pensato una partita dove dice voglio anche subire un pochettino di più e poi semmai essere pericolosi in ripartenza. C'è un tocco c'è un tocco con le mani da parte di Cabeza, dovrebbe essere il quinto fallo anche della Pirossigeno Cosenza. Mancano 37 secondi con entrambe le squadre a 5 falli, è un dato ovviamente da sottolineare, perfetta parità in tutto adesso in campo, però soltanto 30 secondi da giocare. Li viviamo insieme con Colletta che prova a sfondare la porta, prende il palo, Tommaso Colletta dal nulla si è inventato questa giocata. Bella giocata, è rientrato pure lui partendo largo da sinistra sul suo piede forte e ha calciato anche molto bene, è stato sfortunato. La rivediamo, ecco qui, guarda qui che finta, il controllo, il destro, è sfortunato davvero perché aveva fatto tutto benissimo. Riparte Botta, ultimi 20 secondi in questo primo tempo davvero splendido al Pala Tedeschi tra Pirossigeno Cosenza e Benevento, padrone di casa. De Crescenzo, il tocco ancora per Colletta. 9 secondi, Lolo Suazo, andiamo a scandire il cronometro, 6 secondi, Lolo Suazo, carica il mancino, ancora una deviazione di Loconte, altra chance per il Benevento che a 3 secondi può sfruttare questa palla inattiva, questo corner. 3 secondi possono essere un'enormità nel futsal, anche per provare una conclusione. Lolo Suazo dentro, sbaglia tutto, riparte, questa volta non c'è più tempo e finisce così. 2-2, Augusto, in 30 secondi il tuo commento. Allora, è stato un bel primo tempo. Per me sono due squadre che sono in vita assolutamente, sono molto concentrate, molto sul pezzo e io credo che il risultato alla fine sia giusto, perché il Cosenza è passato meritatamente in vantaggio, poi il Benevento ha fatto bene, ha forse meritato anche di passare in vantaggio, poi il Cosenza si è ripreso. Quindi un ottimo primo tempo, brave le due squadre, bravi i due allenatori, speriamo di vedere il secondo tempo all'altezza. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per il commento con gli highlights, per tante curiosità qui dalla Pala Tedeschi.
Eccoci tornati dal Palatedeschi per raccontarvi quello che è successo in questo primo tempo davvero splendido, Augusto, tra Benevento e Pirossigeno Cosenza, GG Teamwear Benevento e Pirossigeno Cosenza, un primo tempo in cui ci siamo divertiti, questa è la parola più importante, e vediamo insieme gli highlights della prima frazione di gioco, così li commentiamo insieme, Augusto, perché è successo davvero di tutto. Con tanti ribaltamenti di fronte, con tante occasioni da una parte e dall'altra, erano dati diciamo non al top della condizione, però abbiamo visto in campo comunque restando, questa è la chance di Arvonio con il sinistro al volo finito sul fondo, la prima occasione per il Benevento, questo è il gol di Bavaresco che ha sfruttato il suo spazio in area di rigore nato da un assist mi sembra di Cabeza, sì. Grande sinistro all'incrocio dei pali, eccolo qui ancora il grande lavoro di Bavaresco con il passaggio unito per Marchio che non è riuscito, altra chance per Cabeza con il colpo di tacco sotto misura non riuscito di Restaino, la ripartenza di De Crescenzo, il sinistro fermato, altra chance ancora per Cabeza, qui questo è il fallo, questo sandwich, ci sono stati due momenti qui, la grande parata di Mateus sul destro di Cabeza, la grande parata di Mateus, e qui altro fallo con Ramon che era finito a terra, un'opportunità per Lolo Suazo, la grande parata di Loconte, qui l'incredibile opportunità per il Benevento con Loconte monumentale tra i pali, qui l'ammonizione per Lolo Suazo, il tentativo di Ramon, lo vediamo, il tocco, questo è il gol di Lolo Suazo con il sinistro all'incrocio dei pali, la rivediamo anche dal basso, grande conclusione sotto la traversa da parte di Lolo Suazo, risultanza speciale per il Figlio in tribuna, qui come hai detto tu la grande giocata di Guerra, poi l'azione proseguita con Lolo Suazo sempre straordinario, guarda qui cosa fa Lolo Suazo, controllo, sì, Mancino nel suo spazio, no? Nel suo raggio d'azione, quando fa quella giocata lui ha quella grandissima qualità di avere sempre il pallone sotto al piede, ha sempre il controllo, sempre, non lo perde mai, è incredibile. Qui ancora un'opportunità per Arvonio con la risposta di Loconte, c'è stato poi, lo vedremo a breve, questa è l'azione fermata giustamente con le proteste di Arvonio, il fischio del direttore di gara, un Arvonio che stava andando in porta. E qui attenzione la leggerezza di Loconte, Lolo Suazo che ha fatto esplodere il Palatedeschi perché sembrava gol, invece così non è stato, per il possibile 3-1, e invece ci ha pensato Cabeza, guardate qui, finta contro finta, manda a terra Ramon e piazza il pallone con il destro incrociato sul primo palo, niente da fare per Mateus, ancora Cabeza pericoloso, è indubbio che questo giocatore fa la differenza nella Pirossigeno Cosenza, così come fa la differenza Lolo Suazo, non l'ha fatta però su questa conclusione, lo scavetto sull'uscita di Loconte, poteva decisamente far meglio, però come hai detto tu Augusto è stato un primo tempo molto bello, è stato un primo tempo equilibrato, le occasioni le abbiamo viste su ambo i fronti, per due squadre che soffrivano nella fase offensiva possiamo essere più che soddisfatti. Sì, perché sicuramente hanno prodotto. Perciò ti ripeto, io ho usato il termine, ho visto squadre vive, squadre vogliose di fare e di determinare. Sicuramente per diciamo, le fasi offensive per il Cosenza ha fatto tantissimo Cabeza, per il Benevento ha fatto tantissimo Lolo Suazo, sono gli elementi di spicco, di punta che praticamente si caricano sulle spalle quella che è la manovra offensiva delle due squadre. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per l'intervista flash live di Carmine Esposito a bordo campo al rientro di uno dei protagonisti, e poi dobbiamo dare delle curiosità sull'Italia perché l'Italia sarà protagonista proprio qui da parte di Benevento. Pubblicità. Eccoci tornati al Palatedeschi, subito la linea a bordo campo per Carmine Esposito con Lolo Suazo.
3-1, avete subito il 2-2, cosa ti aspetti dalla ripresa e quanto sei felice per essere tornato a segnare qui al Pala Tedeschi? Il bello e il brutto di questo sport è questo, che passi dalla gloria al pareggio, però vabbè, noi il secondo tempo l'affrontiamo come il primo, anzi meglio del primo, con più cattiveria e con la consapevolezza che abbiamo bisogno di questi 3 punti. Per il mio ritorno sono felice, penso che qualunque giocatore è quello che vuole giocare, spero di dare il mio aiuto e il mio contributo alla squadra. Grazie Lolo Suazo, a te Fabio. È uno dei candidati all'MVP, Augusto, ovviamente Lolo Suazo in questo momento insieme a Cabeza. Non voglio rubarti il lavoro, però mi sembra che sia così. Per ora sì, vediamo se dopo riascoltiamo lui. Allora io ti voglio dire 2 cose. Italia-Cecoslovacchia 1988, 1-0, si è giocata qui al Pala Tedeschi di Benevento. E poi 2 partite della nazionale italiana, qui nel 25-26 ottobre 2005, mentre riparte il match proprio dell'Italia contro il Paraguay al Pala Tedeschi di Benevento. Tra l'altro il Benevento ha vissuto anche un momento nel passato in cui è stato in Serie 2 con Marcello Serratore che era l'allenatore, con Filippo Polcino che era il presidente, Filippo Polcino che è l'attuale amministratore delegato della Juve Stabia Calcio, quindi ti do questa curiosità. Poi se abbiamo tempo ci ricordiamo anche di qualche giocatore di quell'Italia-Paraguay del 2005 perché fu spettacolare, ma questo anche per ricordare velocemente che si disputeranno 2 gare amichevoli qui contro la Lituania della nazionale di Samperi il 17 e 18 dicembre, quindi con i ragazzi di Samperi che saranno impegnati su questo splendido palcoscenico e ci sarà sicuramente una grande risposta di pubblico per accogliere anche la nazionale italiana. Ripartito il match, però attenzione Carmine, do subito la linea a te perché vedo in porta Del Ferraro e quindi questa mi sembra la prima sorpresa. A chiamare per dirtelo, stavi snocciolando questa curiosità e non volevo fermarti. Quindi Augusto, il motivo di questa scelta secondo te? Vediamo un attimo di capire se effettivamente lo utilizzerà come sempre per abbassare il Benevento, ha visto che evidentemente ha sofferto di più e vuole tenere più palla fra i piedi. Intanto l'opportunità per Cabeza che spedisce il pallone sul fondo, quindi primo tempo targato. Conte ha fatto molto bene Fabio, però quei 2 errori potevano essere determinanti. Assolutamente. Del Ferraro però ha una grande capacità anche da power play, quindi sappiamo che anche un gran tiro, quindi vediamo se sarà necessario poi per Leo Tuoto spingerlo in avanti in qualche circostanza. E qui forse un pareggio è il risultato che serve poco ad entrambe sì. No? Anche se muovono la classifica, però entrambe sono a caccia di 3 punti, dei primi 3 punti di questo campionato. Prova Bavaresco, attenzione Lolo Suazo, avanza Lolo Suazo, il sinistro sul fondo, l'occasione fallita da Lolo Suazo, 2 grandi gol e 3 occasioni importanti fallite dallo Suazo a mente, perché c'è stata quella parte di Loconte, lo scavetto del primo tempo e questa è la terza occasione. È indubbio che anche qui possano pesare nell'economia del risultato finale, perché Cabeza dall'altra parte fa tutto benissimo ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Botta e risposta, ancora con chi? Ancora con Cabeza, uno è entrato prima verso il centro, poi un'altra volta in fascia, sta facendo la differenza, lo stanno soffrendo tantissimo i giocatori del Benevento. Chiunque si trova in 1 contro 1 non riesce a tenerlo. Ha aperto troppo il compasso con il mancino Lolo Suazo anche nella circostanza precedente in cui non è inquadrato lo specchio della porta, ma riparte Colletta, altra chance Colletta, spacca in 2 la difesa del Cosenza, trova Del Ferraro un muro in traiettoria a fermare questa chance per il Benevento. È stato bravo Colletta perché ha provato 2 o 3 volte, ha visto, lui la voleva dare a Lolo, il suo sentimento di partenza era quello, però ha visto che poi si era aperto la strada, è andato via in 1 contro 1, è stato molto bravo dopo Del Ferraro. E non ci fermiamo mai, siamo tornati con gli stessi ritmi del primo tempo. Fantastico, davvero molto bello questo match. Mateus, Lolo Suazo, Colletta, la giocata all'indietro arriva adesso per Ramon, imbucata fermata con Bavaresco, Jefferson, Mateus. Per segnalarti il ritorno in campo di Mateus, che si era accasciato nel primo tempo, ha recuperato e quindi nuovamente a disposizione di Leo Tuoto. Eccolo qua proprio Mateus che calcia sul primo palo con Mateus, l'altro, il portiere
che si oppone con la mano mettendo il pallone in calcio d'angolo. L'occasione, la rivediamo, eccola qui, la posizione di filata, ha calciato anche bene col mancino. Matteus riesce a trovare sempre angoli particolari, lo sappiamo, spesso sfruttata come power play anche lui in altre situazioni passate. Il tocco all'indietro per Del Ferraro, avanza, eccolo qui il portiere della Pirossigeno Cosenza, Felipigno. La giocata, il taglio orizzontale con il buon lavoro di Matteus che non riesce a calciare in porta. Felipigno, la conclusione fermata di Marchio, riparte Ramon. Arbonio, e qui il gol di Colletta che trova una giocata fantastica. Mamma mia, che cosa si è inventato! Il dai e vai! Molto bene, bravo Arbonio a tenere palla, atteso, aspettato, il Cosenza si era concentrato a difendere più sull'olo, invece Colletta è andato vicinissimo e ha accorciato il tempo del tiro e è riuscito a trovare l'angolo giusto. Hai trovato le parole esatte, ha accorciato il tempo del tiro, l'appoggio di Arbonio che l'ha aspettato. Colletta, guardate lì, con questa splendida ripresa dal basso, trova l'angolo perfetto per un Benevento nuovamente in vantaggio. E non ci si ferma mai in questa partita, che bello. Sì, è vero Fabio, è una bella partita proprio. Molto bravo Arbonio a tenere questa palla. Lo conosciamo bene questo sport che non dà mai un attimo di respiro. Del Ferraro sale a raccogliere il passaggio lì sulla sinistra in banda. Il passaggio per Felipigno, fermato con la rimessa laterale guadagnata dalla Pirossigeno Cosenza. Il tocco all'indietro verso Matteus. Ancora il palleggio, il face to face con Colletta che prova a mettersi in traiettoria, sale Del Ferraro e lo abbiamo detto, questo sarà un tema tattico del secondo tempo perché Del Ferraro spinge, rischia ma sa calciare, sa fare l'uomo in più. Crea tante situazioni di gioco, il rischio prima appena uscito ha dato la palla a Bavarisco, ha fatto un errore e quella palla che si è trovato Lolo che poi ha sbagliato il gol, determina comunque delle giocate diverse sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Ramon qui sporca completamente la conclusione colpendola con la punta, col pallone che finisce direttamente sul fondo. Altra rimessa laterale con Matteus. Sai che mi è venuto in mente quell'Italia del 2005 mentre Del Ferraro sale e sbaglia qui la conclusione di Nuccorini che fece quei due amichevoli col Paraguay. Sai chi giocava in quell'Italia? Marcolin, che è diventato un grande commentatore tecnico di calcio e fu anche protagonista della seconda partita con qualche gol. Marcolin fu il primo esperimento, mi sembra importante, di giocatore di calcio trapiantato tra virgolette nel non lo futsal. ricordavo. Riparte nuovamente Cabeza, si oppone Matteus, l'altro Matteus dentro per Cabeza, la conclusione tra le braccia del numero 1 del Benevento che prova a innescare su altro, troppo lungo. Riparte Matteus. Tanto ricordiamo velocemente anche la classifica di Serie A, no? Che è molto bella, equilibrata, con la Felli a 20 punti e così di 19, Napoli 17, Roma 15, L84 Torino 13, Sandra Abate 12 con il Petardi, Meta Catania che mi sembra per recuperare due partite, se non sbaglio una proprio con Cosenza. Intanto qui c'è un fallo. Attenzione, c'è stata una manata, credo, vediamo, almeno secondo quello che dice il Benevento, ovviamente. Dobbiamo rivederlo dalla regia. Vediamo se ce lo ripropone.
con Ramon che era finito a terra. C'è stata una protesta perché si è toccato la faccia, quindi l'impressione che abbia subito un colpo involontario con la mano, però nulla di grave, si è rialzato, tutto ok. Fabio, quanto riguarda Bordocampo, Carmine, scusami. No, hai detto tutto tu, a te. Lolo Suazo fermato. per quanto riguarda la classifica, stanno comunque tutte quante là. Noi sappiamo come nel futsal italiano questo serve per strutturare poi quello che poi saranno i playoff. Carmine, un po' gli animi accesi adesso a Bordocampo, mi sembra, no? Non riesce a sentirmi. Carmine Esposito, voglio chiederti, mi sembrano un po' gli animi abbastanza accesi. Volevano il giallo per Ramon per il tocco con la mano, tutta la panchina del Pirossigeno Cosenza. Matteus è fermato da De Crescenzo, il tocco per Del Ferraro che avanza. Jefferson, la palla in banda per Marchio che non riesce a controllarla, Stigliano lavora bene, De Crescenzo non riesce a agganciarla, riparte nuovamente Marchio dall'altra parte del campo per il colpo di testa all'indietro di Matteus, il duello sulla linea mediana del campo tra Cabese e Botta, chiedo scusa, poi il pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Fabio, durante le proteste ho visto a Toto che ha detto vicino a Jefferson, per esempio, stai zitto, non protestare. Io tendo sempre ad elogiare questo atteggiamento del giocatore, perché capisco degli allenatori, perché capisco che i giocatori sono presi dal momento. Però per me è importante quando gli allenatori cercano di smorzare i toni e restare sempre sui parametri equilibrati. E qui Matteus spedisce il pallone lontanissimo. Rimessa laterale per il Benevento. De Crescenzo, Ramon, il tocco in avanti per Stigliano, l'appoggio che non riesce, ancora Benevento in avanti. Benevento che prima si chiamava Maleventum nel passato, che significava cattivo presagio, poi è diventata Benevento, che significa invece vento felice. Vediamo per chi sarà l'evento felice di oggi. Ci spera il Benevento, ci spera anche la Pirossigeno Cosenza. Tra l'altro Benevento è anche la città delle streghe, no? Lo sai, Augusto? Anche questo so, anche questo, sì, vedi. Io ti mi ha dato impreparato prima su Marcolino, però le altre cose le so. Le Ianare erano le streghe di Benevento, che è una tradizione contadina beneventana, protagonisti di numerosi racconti e facevano anche riti magici, chissà se qualcuno le ha fatte oggi da una parte e dall'altra. Sicuramente a Benevento le avranno fatte, a Cosenza magari hanno fatto qualche altra cosa, però va bene lo stesso. Intanto il colpo di testa di Botta con Cabeza che la recupera, attenzione, la conclusione deviata, resta in campo, la prende Matteus, riparte De Crescenzo. Ramon, la conclusione, Ramon ha trovato lo spazio per calciare in porta. Sì, ha fintato di metterla a De Crescenzo, invece è stato molto molto bravo. Ammonito Del Ferraro per proteste. Una 1 la situazione falli, 3-2 per il Benevento. E riparte nuovamente con il tocco verso Matteus, De Crescenzo fermato. Ramon sul punto di battuta. Arriva a raccogliere l'invito Botta, anche qui ci sarebbe da dire tanto, no? Con Enzo Botta, che è un ragazzo cresciuto da ragazzo. Attenzione, qui seguiamo l'azione in diretta con un giocatore eterno, Cabeza. Enzo Botta. E poi la risposta sul destro di Bavaresco da parte di Matteus, cresciuto con i ragazzi del Real Briganti, che è un quartiere di Napoli quando era ragazzino, poi ha fatto tanta esperienza, ha giocato in Serie A e a livello nazionale per tanti campionati, e poi c'è stata una seconda rinascita, no? Qui a Benevento non è più un ragazzino, lo sappiamo, però la sua qualità resta intatta.
grande carisma, giocatore dovunque è andato ha sempre fatto il capitano, questa testimonianza di come sia bravo praticamente ad essere leader. A proposito di leader, no? In campo e fuori dal campo sicuramente Enzo Bortalone. Del Ferraro, Jefferson, il tocco in avanti con il colpo di tacco e qui il miracolo lo fa Matthäus con una parata incredibile. Altra genialità di Cabeza, l'ha visto veramente con gli occhi dietro, bravissimo Matthäus. Guarda qui, Restaino ha calciato mi sembra, sì. Sì. Guarda chi ha preso, guarda chi ha preso. Il tocco all'indietro, Jefferson ancora, Matthäus dice che c'è lui tra i pali e la prende. Il lancio in avanti del Ferraro, 11:33 alla fine di questa bellissima partita, 3-2 per il Benevento. Prova a rispondere la Pirossigeno Cosenza, vicinissima al gol del pareggio qualche istante fa con Restaino. Cabeza, il destro, Matthäus questa volta facile, impresa bassa. Ora è rientrato Guerra, vediamo se ha lo stesso impatto che ha avuto nel primo tempo. Stigliano in banda per De Crescenzo, fermato. Con il Benevento Fabio che inevitabilmente quando esce Lolo soffre un pochettino di più a creare gioco e subisce. Carmine Esposito a bordo campo, come stanno interpretando i due allenatori in questo momento la partita? Credo che Centonzi abbia ascoltato Augusto, perché Lolo è pronto a rientrare in campo mentre Felipigno è pronto a rientrare anche lui. Ti dico questa curiosità con l'amicizia che c'è tra Lolo Suazo e Felipigno: i due hanno giocato insieme nelle Così di Genzano nella stagione 2022-23 vincendo il campionato di A2. Amici sicuramente prima di questa partita decisiva ai fini del risultato, nemici tra virgolette in campo, ci mancherebbe. Il tentativo adesso di Del Ferraro, palla dentro con il buon lavoro di Felipigno, Bavaresco scivola a botta, prova a recuperare la posizione, il tocco per ancora Bavaresco, finta e controfinta, l'appoggio all'indietro per Cabeza, va a puntare Stigliano, vediamo che cosa si inventa. Sinistro, e anche in questo caso la porta la stava vedendo. La stava prendendo, infatti Stigliano ha detto io non so che devo fare, ho dato il sinistro e poi dalla calcia. È immarcabile Cabeza. Sì, oggi sì. E io sono d'accordo anche con quello che hai detto prima, probabilmente Cabeza è stato un po' sottovalutato. Qui attenzione, cartellino giallo per Restaino, giusto, trattenuto Lolo Suazo, ammonito. Sono d'accordo con quello che hai detto prima, che forse è stato un po' sottovalutato, senza nulla togliere la Pirossigeno Cosenza da club magari più ambiziosi. No, ma io l'ho sempre pensato quando mi è capitato di commentarlo, quando ho visto semplicemente la partita, un giocatore che ha sempre rubato all'occhio. Il duello qui sulla linea mediana del campo con Bavaresco che prova a inventare qualcosa, gli arriva un pallone di rimbalzo, finta e controfinta, palla dentro, la recupera in qualche modo il Benevento. Matthäus. Abbiamo parlato prima di Enzo Botta, anche Bavaresco, un giocatore che sta da tantissimi anni, poi ha fatto benissimo sempre in Calabria, un giocatore che conosco personalmente, abbiamo fatto tante battaglie contro, un ragazzo, anche una persona eccezionale. Guerra, e qui chiuso, c'è una sportellata irregolare da parte di Felipigno, secondo il direttore di gara. Si arrabbia Felipigno per questa decisione. Bordocampo, Carmine. Diciamo che Bavaresco era il sogno proibito di Augusto quando allenava la Partenope. Ah, vedi, c'era qualcosa che non sapevamo, Guerra, la vediamo, sì, forse qui il braccio un po' troppo largo, giusta mi sembra la decisione del direttore di gara. Terzo fallo commesso dalla Pirossigeno Cosenza, calcio di punizione. Carmine poi ricorda tutto, non gli puoi dire un tuo sogno. Sa tutto. Lolo Suazo, la rincorsa, calcia col mancino, va vicinissimo alla porta difesa da Del Ferraro. Lo ricordiamo per chi si stesse sintonizzando solo adesso, la scelta di Leo Tuoto che nel primo tempo ha messo in porta Lo Conte, nella ripresa ha mandato in campo invece Del Ferraro, cambiando un po' le carte in tavola di questa partita. Lolo Suazo, il tocco per Guerra, l'appoggio per Botta,
il pressing della Pirossigeno Cosenza, che ovviamente deve provare a recuperare la partita. Arbonio la difende bene, la rimessa laterale si sta sacrificando molto Arbonio oggi, anche lui ha fatto una buonissima partita, un ruolo che non è suo, però sta dando tanto. Eccolo qua inquadrato Del Ferraro, la rimessa laterale per i Sanniti. Botta, Guerra prova l'accelerazione su Matteus, il duello tra i due, alla fine controlla Matteus, la rimessa dal fondo con Filippigno. Matteus si trova sulla sua strada, Guerra, altra rimessa dal fondo per Del Ferraro. Matteus, Bavaresco, Matteus prova a intercettare il pallone lì, ma c'è Bavaresco che va a puntare Botta. Arriva Filippigno in supporto, sporcata la traiettoria, la recupera Matteus, calcia, fermato un'altra volta. Qua ha avuto fretta Guerra di mettere palla, poteva tranquillamente controllarla e andare via lui. La giocata di Bavaresco. In questo momento sta anche stanco. Sale Del Ferraro e rientra anche Cabeza, che ha riposato giusto quei 30 secondi. Filippigno, passaggio di ritorno che non riesce, riparte Lolo Suazo, prova a puntare Cabeza, la giocata di Lolo Suazo che va a spaccare la traversa, altra chance per il 93. Cabeza, altra bellissima giocata, il controllo con la suola. Perché poi... E poi qui il palo colpito da Cabeza, sono loro due. Quando a volte tu giochi, no, dice attenzione, lui va sempre su quel piede, ma lui ci va, però ci va in maniera tale che ogni volta che va via. Ti voglio dopo con l'MVP tra in questa partita. È difficile. Dinne un altro. Lolo Suarez, Guerra. Poi magari noi premiamo, sai, sempre le giocate, però magari a volte ci sono giocatori meno appariscenti che fanno partitoni, lo sappiamo. Attenzione Carmine, vedo un giocatore a terra. Problemi fisici per il numero 10 della Pirossigeno Cosenza. Sì, Bavaresco fermo lì a terra, arriva lo staff medico per se capire continuano che cosa così, è successo. Fabio, Lolo e Cabeza, facciamo una cosa, scegliamo un MVP che non sia uno dei due. Esatto. Facciamo un terzo. Ci conviene, altrimenti poi ti arrivano sicuramente delle critiche qualsiasi sia la scelta. Esce Bavaresco, entra Marchio. Bordo campo, Carmine. A proposito di Marchio, volevo dirti questa curiosità da inizio gara. Ci sono stati due precedenti tra Benevento e Cosenza nella stagione 2022-23. L'ultima gara fu proprio Benevento-Cosenza, giocata nel marzo del 2023, finì 1-0 per il Cosenza, segnò Marchio. Gol di Marchio, fatto bene Carmine a ricordarlo, questo precedente. Qua scivola Lolo Suazo con la rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. 6:48 alla fine. 3-2 per il Benevento, sta decidendo il gol di Colletta in questa ripresa. Jefferson, sale Del Ferraro. Jefferson, Del Ferraro, avanza. Matteus, il controllo orientato con la suola. È stato bravo. Si è spostato il pallone, bravissimo. Si è spostato. Ha ingannato anche Colletta, perché solito là il mancino è facile che tiene palla e si accentra, invece si è già da quell'altro lato. La rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza con Marchio, il tocco per Del Ferraro, avanza lui, Matteus, Jefferson, Cabeza, colpo di tacco, si chiede una possibile trattenuta che non c'è secondo i direttori di gara. Lolo Suazo, avanza lui, la palla sotto e il gol di Arbonio per il 4-2 del Benevento. La transizione
transizione offensiva immediata con la giocata di Lolo Suazo, Arvonio pronto all'appuntamento con il gol, in quella posizione che magari a volte non è sua, si è fatto trovare invece al posto giusto, al momento giusto. Lo ha meritato, ha dato prima lui la palla a Colletta, il primo tempo stava avendo l'occasione per andare 1 contro 1 il portiere, un gol che ha voluto e ha meritato. 4-2 per il Benevento con Carmine, a te la linea. C'è un time out, allora tutto chiaro con il time out chiesto dalla Pirossigeno Cosenza, con la rabbia in panchina Di Marchio, che abbiamo visto scagliare via una bottiglietta, con Leutoto che dovremmo sentire a breve. Vediamo se cambia qualcosa anche col power play, se resta del Ferraro, oppure cambia con Matteo Soato. Vediamo, sentiamo. Invertiti. Matteo, cominciamo con tu giochi centrale, Mateus e Felippinho. Okay? La maglietta. Tu centrale, ok. Parti da laterale e poi te le vieni al centro una volta che loro sono schiacciati. Bava e Cava. Crediamoci però, crediamoci. È la prima volta che ve lo chiedo, crediamoci. La tranquillità di Leutoto nelle spiegazioni, poi anche quell'indicazione Matteus, adesso ti spiego, perché ricordiamolo, Matteus veramente non conosce gli schemi della Pirossigeno Cosenza, magari anche con il power play. Intanto fa Jefferson il power play. Gli ha spiegato praticamente una giocata, ha detto facciamo la 5, poi ti spiego qual è. Ora ha detto in mezzo, giochiamo a piedi invertiti, da questo lato Matteus e Felippinho e Jefferson centrale invece dalla 2 destri. Iniziamo a provare così. Carmine, subito a te. C'è Jefferson con la maglia del portiere di movimento per il Pirossigeno, le parole di Centonze: occhio quando sale il portiere alle palle centrali. E vediamo power play 5:48, ha detto facciamo un tiro anche ogni 2 minuti e la riprendiamo, proviamo a riprendere. Molta tranquillità Fabio nel time out, ha detto siamo concentrati, stanchiamoli, calciamo quando siamo sicuri di calciare. Matteus, Felippinho, Matteus, Jefferson, Cabeza, la sua lata, Bavaresco, il tocco all'indietro ancora per Cabeza, la transizione del pallone da destra a sinistra, ci prova Bavaresco, Matteus risponde, presente tra i pali. Vediamo il Benevento come lo difende. Il Benevento ha ora anche un'occasione importante perché Centonzi non ha ancora chiamato il time out, quindi ha il tempo anche di correggere eventuali sbavature difensive. Jefferson a fare da play, Cabeza, Jefferson, Matteus, Jefferson dentro. Come sta difendendo il Benevento in questo caso? Sta difendendo praticamente 2-2 e gira in questo momento, vedi Fabio, stanno sempre 1-2-1, gira a seconda di dove attacca praticamente il Cosenza. Difesa molto attenta del Benevento. Jefferson, il tocco per Matteus, ancora il palleggio, Jefferson, Cabeza, Matteus, Felippinho, da posizione defilata, la copertura dello spazio di Matteus. Felippinho, Matteus, ancora lui, Felippinho, Jefferson, 4:39 alla fine. Matteus, Felippinho, Matteus, Jefferson, la palla dentro per Matteus, ancora Cabeza, Bavaresco, dentro, calcia Matteus, ma colpisce troppo sotto il pallone. Bene il Benevento. Cambia anche il portiere perché tra poco Jefferson resta in campo, quando ci sarà l'opportunità entrerà Lo Conte e non del Ferraro tra i pali. Intanto riesce a ritrovare il possesso palla la Pirossigeno Cosenza, dunque resta Jefferson. Sì, perché poi non avrà necessità, visto che quando sarà il portiere in avanti mette Jefferson, quindi poi si alternerà con Lo Conte. Cabeza, Jefferson, Matteus, non c'è il portiere, Ramon calcia sul fondo. 4 alla fine,
4-2 Benevento, lo ricordiamo, un fallo commesso dai Senesi 3 dalla Pirossigeno Cosenza, che col power play prova a rimettersi in carreggiata, prova a riprendere la partita. Jefferson, Matteus, Jefferson, ancora Matteus, Felippigno, Matteus, Jefferson che si è spostato più nella zona laterale a raccogliere il pallone per... Stanno provando a stanarli diversamente, perché il Benevento riesce a chiudere bene, ha concesso soltanto alcune palle sull'esterno, ma sta difendendo molto bene internamente. Resta tra i pali Jefferson, non c'è il cambio portiere. Qui l'errore, attenzione Cabeza, il colpo di tacco, sbaglia tutto. Va Matteus a prendere il pallone. Andrea Centonza che dialoga con De Crescenzo in panchina. Ramone che spedisce il pallone in avanti dove non ci sono compagni e rientra Bavaresco al posto di Marchio. Dentro anche Stigliano e De Crescenzo per difendere il power play. Sempre di Jefferson, 3:20 alla fine. Matteus. Benevento che, come detto prima, ricordiamo che ha il time out e anche ancora 2 falli a disposizione da poter spendere. Jefferson. La conclusione con Matteus che si distende e mette il pallone in fallo laterale. Bravo Matteus, Felippigno forse poteva cercare a Cabeza che era libero sul secondo palo. Jefferson, Felippigno, Matteus ancora. Il dialogo tra i due mancini, un altro mancino è lì, Cabeza, Bavaresco, Jefferson, il tocco per Felippigno, non c'è spazio, Jefferson, Bavaresco, Jefferson, Felippigno, Matteus calcia, Matteus l'altro, para poi calcia Stigliano male, direttamente in fallo laterale, 2:25 alla fine. Spinge la Pirossigeno Cosenza per provare a riaprire questa partita, difende i 2 gol di vantaggio il Benevento, con una difesa compatta, lasciando qualche tiro da posizione defilata sì, dove Matteus è sempre attento tra i pali. Felippigno, Matteus, Jefferson, Cabeza, Jefferson, Cabeza, fermato da Botta, pallone in fallo laterale. Bene, bene Botta pure in questo frangente che sta difendendo il power play. Carmine. La parola ora chiave sulla panchina del Pirossigeno è velocizzate. A te. Vediamo come proverà a sfruttare questi ultimi 2 minuti la Pirossigeno Cosenza, che ha provato a calciare in porta secondo le indicazioni di Leo Tuoto, ma non è stato efficace. Jefferson, Matteus, Felippigno, Jefferson, Matteus, Jefferson da posizione defilata, la recupera Ramon, non c'è il portiere, la finta di Ramon, tutto regolare, ancora Ramon che recupera il possesso, duella con 2 avversari, nuovamente Bavaresco, il tocco per Cabeza, lo scarico dentro, si salva Matteus, la rovesciata, ancora Matteus sul fondo, calcio d'angolo. Tutto molto bello, la rovesciata del Bavaresco bellissima, Matteus ha fatto una grandissima parata, molto concentrato il portiere del Benevento oggi. Qui ha mantenuto la posizione, l'ha presa in faccia però, si è fatto male perché l'ha presa sul naso, se ho visto bene. Infatti resta a terra. 90 secondi alla fine di questa partita bellissima. Bordocampo, Carmine. La panchina del Benevento si è un po' arrabbiata con tutta la panchina, con Ramon, al di là del fallo non fischiato per il presunto tocco col braccio di Matteus. Tutti dicevano spazzala, non giocarla. Calcio d'angolo per la Pirossigeno Cosenza con Jefferson, il tocco per Cabeza, calcia ancora Matteus in calcio d'angolo. Ancora sta stringendo il tempo, ce n'è poco per il Cosenza. 1:20, Cabeza, il tocco per Jefferson, Matteus, Felippigno, Matteus,
prova il tunnel, Stigliano calcia, non trova lo specchio della porta, altra chance per scrivere la parola fine a questa partita. L'aveva avuto sul suo piede buono, sul sinistro, ha commesso un errore grave. Ultimo giro di lancette, Matteus, Cabeza, qui l'errore, prova a rincorrere il pallone De Crescenzo, Jefferson lo difende, non c'è spinta, c'è soltanto rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Jefferson, 55 secondi alla fine per le speranze di rimonta della Pirossigeno Cosenza, per le speranze di vittoria del Benevento. Jefferson dentro, sbaglia tutto Matteus. 40 secondi alla fine. E si fa sentire anche il Palatedeschi adesso, e sente il sapore della prima vittoria nel suo primo campionato di Serie A. Pubblico che ha spinto oggi nei momenti importanti. 35 secondi alla fine, scusami Augusto. Jefferson, io ancora non ti ho chiesto l'MVP, vediamo se te lo chiedo adesso. 20 secondi, volevo avere la certezza perché nel futsal abbiamo visto partite fino alla fine sempre in discussione, ma penso che siamo quasi arrivati all'epilogo di questo match. A Cabeza e ti spiego perché. Seguiamo un attimo ancora l'ultima azione con De Crescenzo che mette il sigillo alla prima vittoria in Serie A del GG Teamwear Benevento, 5-2. Ti dicevo a Cabeza e ti spiego perché Lolo non resterà male, perché sarà talmente contento di aver vinto la partita che poi ha parlato anche il primo tempo, è contento che vincere Cabeza. Magari Carmine sentiamo al volo l'MVP, ma anche ovviamente un protagonista del Benevento per questa prima vittoria dell'anno. Vai. Intanto ovviamente mancano 10 secondi, non si gioca più, è soltanto countdown con Jefferson che calcia comunque in porta. E allora bisogna ripartire con la rimessa dal fondo. Aspettiamo soltanto il suono della sirena che arriva in questo momento. Il Benevento vince la sua prima sfida in Serie A, 5-2 con la Pirossigeno Cosenza, in una partita molto bella. Ci siamo divertiti, è stato un grandissimo primo tempo, più equilibrato. Il GG Teamwear Benevento ha trovato le soluzioni migliori nella ripresa, il vantaggio con Colletta, poi Arvonio e poi il gol di De Crescenzo a determinare il risultato finale. Augusto, allora è stata una bellissima partita, Fabio, come hai detto tu, e secondo me il Benevento ha meritato di vincere perché ha avuto più voglia di portare questi 3 punti a casa. L'MVP è Cabeza, però Carmine, vediamo se riusciamo a sentire al volo anche l'allenatore del Benevento o un giocatore. È stato un Benevento molto concreto, sì, no? Direi anche molto gagliardo, ha combattuto solo il pallone, ha fatto una bella gara davvero. Tutti i giocatori del Benevento hanno fatto un'ottima partita. Se dovesse arrivare, così come si dice, proprio Titon, no? Il giocatore che ha vestito la maglia della Pirossigeno Cosenza fino alla settimana scorsa, è un valore aggiunto nella fase offensiva importante, no? Assolutamente che sì, serve. poi un giocatore destro, all'inizio della partita ho detto come per loro anche può avere importante avere uno sfogo che gli può aprire il campo. Titon è un altro giocatore molto forte. E andiamo a aggiornare anche velocemente la classifica mentre Carmine Esposito è con, anzi diamo subito la linea a Carmine Esposito con il capitano Vincenzo Botta che ha difeso benissimo del Benevento. A te Carmine. Vincenzo Botta, per te una grandissima emozione, la prima vittoria del Benevento in Serie A con te che sei il capitano. Sì, questa vittoria ci serviva come il pane. Finalmente abbiamo vinto, abbiamo fatto i primi 3 punti di questo campionato. Sono felice per la società che fino ad ora non ci ha fatto mancare niente nonostante i risultati non siano stati buoni, e per questo pubblico che ci segue sempre sia nelle sconfitte che adesso nella vittoria. Questo spirito può iniziare un nuovo campionato per il Benevento? Me lo auguro perché possiamo dire che oggi è stata, se non erro, la prima partita che c'eravamo quasi tutti, quindi dalla prossima
te Fabio, Botta ha dato anche un colpo di mercato in diretta. Non l'abbiamo sentito, Carmine, non siamo riusciti a sentire che cosa ha detto Vincenzo Botta. Ci sarà anche la consegna dell'MVP a Cabeza con la foto di rito, vediamo se riusciamo a recuperarlo al volo, altrimenti ci salutiamo. Augusto, come diceva giustamente Carmine, è stato un Benevento che con questo nuovo arrivo potrebbe svoltare, no? Potrebbe cambiare strada. Un Benevento che, andando a riassumere anche la classifica velocemente lì sotto, si avvicina all'Active Network, va a 4 punti, Italservice Pesaro è a 7, Vittorio Storia Manfredonia a 8, con il Pomezia che ha una gara in meno, la Pirossigeno Cosenza che resta a fanalino di coda a 1 punto. Sicuramente un inizio di campionato in colore della Pirossigeno Cosenza rispetto alla passata stagione. Sì, allora il Benevento ha preso un giocatore importante, ne ha ritrovato uno come Loro Suaso, per come oggi è stata la sua prima vera partita intera, e quindi è una squadra che ora per il Benevento può iniziare un nuovo campionato. Il Cosenza lo scorso anno è stato un outsider importante, ha tolto tanti punti, il suo modo di giocare è stato fastidioso per tante squadre, quest'anno sta faticando a imporsi. Io voglio ricordare ancora una volta gli appuntamenti della nazionale italiana di calcio 5 qui a Benevento, nella cornice del Palatedeschi, la doppia amichevole che vedrà gli azzurri contrapposti alla Lituania. I match si disputeranno il 17 e 18 dicembre, il giorno prima ci sarà la conferenza stampa di presentazione. È una bellissima notizia perché questa città poi ha fame di calcio 5, abbiamo raccontato in passato, tra l'altro una curiosità che non sono riuscito a dire, mentre c'è Carmine Esposito con Cabeza, quindi no, non faremo l'intervista ma faremo solo la premiazione a bordo campo come MVP, va bene così. Volevo ricordare che questa città ha vissuto anche una semifinale scudetto con il Napoli contro l'Arzignano, perché Napoli giocò un paio d'anni qui, una semifinale scudetto che finì 3-5 qui in casa e poi finì 3-3 ad Arzignano e ci furono 3.000 spettatori sugli spalti. Questo l'abbraccio con Cabeza di Andrea Centonzo è sportivissimo come premio MVP. Io direi di ringraziare a questo punto Carmine Esposito per l'ottimo lavoro a bordo campo, ringrazio anche Augusto Di Iorio per la tua puntualità e disamina perfetta nel commento tecnico. Grazie Augusto. Grazie Fabio, grazie a te, saluto a tutti gli ascoltatori. Da Fabio Morra, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta su Sky Sport. Ribadisco, risultato finale GG Team Guerra Benevento 5, Pirossigeno Cosenza 2. Alla prossima.
Naturalmente